Euroregione.news. Nei suoni dei luoghi, 25esima edizione. Il Festival di Musica e Territori nei Suoni dei Luoghi celebra la sua 25esima edizione confermando il suo carattere internazionale e transfrontaliero con un cartellone di qualità che promuove la musica colta e il suo legame intrinseco con i luoghi dal grande fascino. Saranno ben 34 i concerti che da luglio a dicembre interesseranno 28 comuni in Friuli Venezia Giulia, alcune fra le più belle località di questa regione, ma anche dell'Austria e della Slovenia, e impegneranno oltre 160 artisti unendo affermati musicisti internazionali ai giovani più promettenti provenienti dai conservatori, dalle accademie e dalle scuole di perfezionamento di tutta Europa. Tra gli obiettivi del festival, presentare un calendario vario ed originale, sviluppare un approccio transfrontaliero con artisti italiani e sloveni e puntare il più possibile all'ecosostenibilità con concerti in ambienti naturali a impatto zero, senza amplificazione e con basso consumo di energia. Novità di questa edizione arriva anche dalla composizione della direzione artistica, confermatissima la violinista Valentina Danelon, a cui si affianca quest'anno la pianista di fama internazionale Gloria Campaner. L'artista si è presa una pausa dalla sua intensa attività concertistica per dedicarsi alla cura, insieme alla Danelon, di questo festival, in particolare alla conduzione di un master di 3 giorni per la gestione emotiva del palco, riservato ai giovani artisti scelti tra 150 provenienti da 10 paesi che hanno partecipato alle selezioni online per potersi esibire nel corso di questa edizione del festival. Gloria Campaner, come anche Valentina Danelon, non solo alla direzione artistica ma anche nella veste di musiciste, che si esibiranno il 23 agosto al Villa Verde Hotel Resort di Fagagna in una serata per festeggiare il 25esimo anniversario del festival. Alessandra Commisso, presidente di Progetto Musica, associazione organizzatrice del festival, nel ringraziare il suo staff per l'abnegazione, ha parlato di evoluzione della proposta musicale, delle molteplici collaborazioni territoriali che rendono accessibili luoghi suggestivi alla musica e al pubblico e che completano l'esperienza con visite guidate, laboratori di degustazione delle eccellenze enogastronomiche, in una visione che accentua l'approccio transfrontaliero con 7 concerti di artisti italiani e sloveni. La mission del festival è proprio questa, no? Di portare nel territorio, anche a luoghi, come ha detto lei, non sempre unicamente dedicati alla musica, ma luoghi speciali con atmosfere speciali e luoghi belli da vedere, no? Portare una musica per renderla anche accessibile a tutti. Giovani talenti e artisti di fama in contesti che rendono protagonista anche il territorio. Una formula vincente e convincente per gli sponsor, ha sottolineato il responsabile marketing di Credi Friuli Paolo Mirtella. Concetti ribaditi anche dal vicepresidente della giunta regionale ed assessore alla cultura e sport Mario Anzil, nel ricordare che già dal suo titolo questo festival nei suoni dei luoghi esplicita chiaramente la sua missione di qualità e conciliazione tra ambiente e musica di alto livello. Il via ufficiale sarà il 5 luglio alle ore 21 in Corte Morpurgo a Udine con il progetto internazionale Operazione Tango, con il fisarmonicista e bandoneonista Mario Stefano Pietro D'Archi, il soprano kazako Nadezhda Nesterova, il quintetto dell'orchestra dei virtuosi di Kiev e i ballerini Andrea Vighi e Chiara Benatti. Fra gli eventi di particolare importanza ci sono certamente quelli di avvicinamento a Go 2025 con concerti al convento francescano di Castagnevizza nel castello di Kronberg in Slovenia e a Gorizia. Nel circuito anche una tappa in Austria a Kitzbühel. Tra i tanti appuntamenti da segnalare, il 1 dicembre il concerto al buio Gospel Vibration in the Dark all'Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi di Trieste e l'appuntamento del 15 dicembre con Vissi l'arte, Vissi per Maria, omaggio a Maria Callas nel centenario della sua nascita, di scena al Teatro Odeon di Latisana, dove i musicisti accompagneranno la vera voce della Callas grazie ai prodigi dell'ingegneria del suono. Si rinnova anche la collaborazione con Zenith SRL per offrire al pubblico 2 eventi di grande popolarità, i concerti di Mario Biondi il 2 agosto al Castello di Udine e di Goran Bregovic e la Wedding and Funeral Band l'8 agosto al Festival di Maiano.